l'alloggio degli imperatori. Facendo una bella passeggiata e dall'ingresso salendo la prima collina, ci troviamo immersi in un luogo storico molto importante, quasi una terrazza sul bel vedere tutto attorno delle nostre colline moreniche. E proprio qui, durante la seconda guerra d'indipendenza, Napoleone III di Francia e Francesco I d'Austria, a pochi giorni l'uno dall'altro di alternanza, rimiravano i campi di battaglia che tra San Martino, Solferino e Custozza, i paesi poco distanti da Valeggio, vedevano il combattimento di due eserciti contro l'esercito austriaco. La seconda guerra d'indipendenza del 1858. Proprio qui attorno al Mincio si combatterono infatti quelle guerre che tanto si studiano e poco si ricordano perché hanno tantissime date, tantissimi riferimenti, che però hanno unito l'Italia. Preparatevi per una pillola intellettuale. La collina naturale sulla quale siamo degrada e si apre poi verso un paesaggio che sembra quasi continuare il parco all'infinito. Le dolci colline moreniche, alle spalle il fiume Mincio e poi più in là si sbircia anche il Baldo ancora innevato. Proprio qua sopra gli imperatori, come vi dicevo, videro i campi di battaglia che erano costituiti nella parte pianeggiante e che davano vicino al Mincio. Borghetto, il paesino delizioso, che è uno dei borghi più belli d'Italia, proprio qui vicino al parco, è stato campo proprio di battaglia di eserciti piemontese e francesi che contrastavano gli austriaci. Si arrivò all'armistizio, si arrivò poi alla pace, che sancì la fine della seconda guerra d'indipendenza nel 1859. Però pensate che proprio questa seconda tappa della guerra fu disastrosa perché vide tantissimi feriti. Al tempo, pensate, venne istituita la Croce Rossa, perché proprio in quel tempo di guerra passava in queste zone Henri Dunant, che era un filantropo, stava redigendo una guida di queste zone meravigliose collinari e lì si inventò, tra virgolette, ma proprio nel vero senso della parola, una nuova professione che prevedeva l'aiuto delle persone al di là delle parti, quindi anche se erano di eserciti differenti, e la messa in salvo proprio dei feriti. La Croce Rossa, istituita da Henri Dunant, che era uno svizzero, venne poi, vinse per questo, venne premiata del premio Nobel nel 1910. Quindi storia che si intreccia con la storia del giardino. Proprio su questa collina, e proprio di storia, parla una frase che io vi invito a cercare, a scoprire, che dice: un popolo senza memoria storica è come un albero senza radici. Niente di più vero e di più contestualizzato in questo meraviglioso ambiente. Non perdetevela! Forse non sapete, ma sempre su questa collina ricca di storia è incredibile quanti dettagli ci possano essere. Che si affaccia alla collina che va verso la Valle dei Daini una rosa dei venti, sempre con marmo rosa di Verona, e racconta, indicati dai punti cardinali, i vari paesi che attorniano Valeggio, alcuni dei quali sono stati proprio i protagonisti della storia per le guerre di indipendenza, in particolare la seconda. San Martino della Battaglia, Solferino, la stessa Villafranca, dove è stato firmato poi l'armistizio nel 1859. Questa è una collina ricca di storia. Pensate che la custodisce, che fanno da custodia a questo luogo due cipressi che nelle mappe catastali austriache erano gli unici al tempo dell'acquisto di Sigurtà di questa parte di terreno. Sono stati romanticamente chiamati dai valeggiani Romeo e Giulietta perché sembravano tenersi compagnia su questa collina meravigliosa. Quindi tante cose da scoprire,
e il tempo da far passare guardando il paesaggio che vi sta attorno.